Buongiorno da Papozzi, ritornati nel Delta del Po, ritornati nel Basso Polesine. Oggi siamo alla Oasi del WWF Golena di Panarella, quindi nel comune di Papozze, 1500 abitanti. E adesso andiamo a scoprire, andiamo a sentire naturalmente il sindaco come sempre e capire questi paesini che difficoltà hanno, 1500 abitanti, anzi un po' meno, che difficoltà incontrano, quali sono le prospettive, come vede anche il sindaco, che tra l'altro è da 3 legislature, da 3 mandati sindaco di questa città, di questo paese, come lo vede anche in prospettiva dei prossimi 10 anni e come lo vede in prospettiva dell'attualità. Andiamo. Abitare a Popozze cosa vuol dire? Vuol dire tranquillità, pace, serenità, accoglienza, amicizia. Quando si cammina per la strada si incontrano persone che sono sempre disponibili al saluto e a 4 chiacchiere. Un aggettivo su Popozze. Condivido quello che ha detto lui. No, troppo facile dire condividere. Beh, un aggettivo negativo. No, negativo, non c'è niente di negativo, dai, si sta tranquilli qua e basta. Cioè non è che puoi dire che negativamente lui è più scarso di te a giocare a bocce. No, se lui è bravo, ragazzi, siamo bravi che lui è bravo. Col sindaco Pierluigi Mosca di Papozze. Terzo giro, terzo mandato. Sì. Come sempre cominciamo con la domanda classica del nostro giro di informazione sui comuni. Pregi e difetti di Papozze, o meglio degli abitanti di Papozze. Sì. Gli abitanti di Papozze siamo in pochi, quindi è facile individuare i tanti pregi e i pochi difetti. Fra i tanti pregi ricordo quello di essere probabilmente un paese unito. Ancora adesso, nonostante siamo nel 2025, risente di quelle idee forse del secolo scorso dove la popolazione era unita, si sentiva unita e si aiutava l'uno con l'altro. Questo fenomeno lo vedo ancora frequente nel nostro comune e lo apprezzo ed è forse il pregio più importante che hanno gli abitanti di Papozze. Com'è Papozze? Che paese è? È particolare perché, ad esempio, dove adesso siamo noi qui, ne arrivano persone da tutto, non lo so come definire, sembra una buca dove arrivano persone particolari. Ma in senso positivo o negativo? Ma no, positivo. Veniamo qui per passare 2 ore e discorsi particolari, sono tutte stupidate quelle che si dicono, cioè, Però si passa il tempo a stupidate. la stupidata aiuta a star bene, però. Sì. Come Papozze, come hai detto giustamente, siamo la porta del Delta e all'interno del Parco regionale Veneto Delta del Po non ci sentiamo ai margini. In questi anni che ho fatto da sindaco e da vice sindaco ho sempre avuto un ottimo rapporto, prima con il presidente, dopo con il commissario del Delta, adesso con il presidente e l'attuale presidente Moreno Gasperini, il sindaco di Loreo, non ci fa sentire emarginati. Ecco, un altro comune denominatore della provincia di Rovigo, comuni molto piccoli. Il vostro comune ha più o meno 1500 abitanti, poco meno. Non ci sarebbe la necessità di riunire e di fare un mega territorio del Delta del Po? 20 anni fa, mi ricordo, l'idea che avevamo lanciato del comune del Delta, Parco del Delta fa Giustamente. un unico comune, sarebbe diventato, allora si parlava di 75.000 abitanti, ora saranno Poco meno, comunque poco meno. Sarebbe una bella città. un bel comune. Individuare dopo, mettere d'accordo 9 comuni è difficile, però quella sarebbe la strada maestra. Abbiamo parlato che Papozze è la porta del Delta, siamo qua all'Oasi di Panarella. Cosa rappresenta l'Oasi di Panarella in questo contesto del Delta?
Ma per noi come WWF c'è un valore particolare perché è stata un po' la porta del Delta un po' in tutti i sensi, non solamente dal punto di vista geografico, perché l'Oasi Golena di Panarella si trova poco più avanti di dove il Delta del Po si apre, si forma il Po di Goro, si stacca dal Po di Venezia andando a formare il Delta moderno. Quindi porta dal punto di vista geografico, ma è stata una porta d'ingresso anche all'istituzione del Parco del Delta del Po, perché l'Oasi precede di qualche anno l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po e quindi è stata una prova anche di area protetta ante litteram da questo punto di vista. Un esperimento tra l'altro dal basso in cui abbiamo cercato di valorizzare un luogo che era destinato a tutt'altro, doveva diventare una apicoltura intensiva negli anni 90, nei primi anni 90, grazie a una sinergia fra l'associazione che ha segnalato la valenza ambientale di questa zona umida e il comune stesso di Papozze che credette in questa nostra, diciamo, battaglia di iniziare con un percorso in un'area del delta meno conosciuta. La prima domanda, chi è il più scarso di voi? Tutti quattro. Raga, culo sega. No, lui è più scarso. Allora, no, comunque, al di là di questo, Papozze, com'è? Come si sta qua? Al di là di giocare a briscola. Alle 8 della sera è tutto chiuso. Alle 8 della sera? È tutto chiuso. Ah sì. Quindi, Abbiamo un centenario qua. 100 anni a lei? Di più. È sordo. Chi è dei quattro il più scarso? Tutti quanti. Ho preso midi. Come si sta qua? Benissimo. C'è un benissimo col punto esclamativo oppure con qualche riserva? No, punto esclamativo. Benissimo. Allora, Da Dio. Ma per star bene fondamentalmente ci vuole Skate. soldi. Ma va là, vuol bene che vuole la compagnia giusta e basta. L'amore. È l'amore. Ce Vero Antonio? Ce l'hai? Niente d'amore che. Come immaginerebbe lei la possibilità di invertire anche l'invecchiamento della popolazione? Per esempio in altri paesi tantissimi extracomunitari stanno, non so se anche da voi. Abbiamo un bel numero di extracomunitari e in questi anni non abbiamo mai avuto problemi. Hanno portato, come hai detto, dei valori aggiunti e soprattutto hanno contribuito un po' ad abbassare l'età. Ci sono famiglie di extracomunitari che hanno 2, 3, 4 bambini e questo contribuisce a fare in modo che le nostre scuole possano andare avanti, anche perché se chiudiamo le scuole qui a Papozze è finita, quindi noi investiamo e cercheremo di fare di tutto perché le scuole possano rimanere aperte. La scuola c'è, è bellissima, sono tutti contenti, stiamo facendo ancora insomma altre cose per la scuola. E Lei lo la consiglierebbe? nostra priorità è la scuola, se ci fosse la scuola, poi Consiglierebbe di venire a abitare a Papozze? certo, Sempre? sempre perché ci sta bene papà. Come si vive a Papozze? Si vive bene. Bene e in tranquillità. Tranquillità è un bene o un difetto? La tranquillità è un bene. Sì. Io avviso, sì. Papozze, come state voi qua a Papozze? Come se lo tos. Siete contenti? Sì, a parte adesso per gli extracomunitari, Non siete contenti? No? Perché? Perché? Sono tanti extracomunitari, frequentano il bar anche loro? Sì. C'è una buona coesione, che si vive bene? Sì. Ecco, gli extracomunitari che probabilmente sono già di seconda generazione partecipano alla vita sociale? Poco, però porto un esempio. Sono stato interpellato da un signore qui di Papozze se c'è la possibilità di creare all'interno del nostro cimitero un angolo, una zona Sì, dove non hanno poter. altra maniera per seppellire i morti. Esatto. E questo potrebbe essere anche un gesto per l'avvicinamento fra le due culture. Lei gestisce la biblioteca? io sono qui perché
con oggi apre il punto informativo d'ascolto Di ascolto per per le persone, per chi ha bisogno di servizi dal comune e non sa a chi rivolgersi, può venire da noi. e voi che tipo di consigli darete? Cerchiamo di dare qualche informazione se c'è necessità di servizio sociale piuttosto che di lavori a casa propria, a chi rivolgersi e quello che possiamo dire, diciamo. Stiamo qua un'oretta e vediamo se viene. Oggi è il primo giorno, E sarà tutti i giorni? tutti i giovedì dalle 10 alle 11. Intanto facciamo un'oretta a settimana, se poi c'è affluenza possiamo anche aprire un po' di più. Che impressione ti dà questo paese? È morto sto paese oramai. Sì, non ti dà speranza? No, no, assolutamente no. Ma una volta? Beh, io sono nato qua, poi sono stato per 25 anni a Chioggia. Che c'è un po' più di movimento. Per vari motivi sono tornato indietro. Sto con mio padre. Sei pentito di essere ritornato indietro? No, non sono pentito. Cioè, stava meglio là comunque. Sono dovuto tornare indietro, se no non ci sarei tornato. Come vede Papozzi fra 10 anni? Papozzi lo vedo più o meno come adesso, con tante difficoltà, a lottare per tenere aperte le scuole, fare di tutto perché le associazioni sportive, le associazioni in generale esistano, vadano avanti e che ci sia ancora quella solidarietà che c'è attualmente ma che c'era soprattutto negli anni scorsi. Grazie Sindaco. Grazie a te.